di averla qui. Grazie, stavo giusto perfezionando la mia ultima scoperta che sto per presentare a giovani ufficialmente. Quindi nonostante i suoi impegni istituzionali, lei ancora si dedica alla ricerca? Sì, certo. Oddio, il tempo è sempre troppo poco. Purtroppo riesco a dedicarmi alla ricerca soltanto il lunedì. Beh, certo, perché gli altri giorni della settimana è al Senato, vero? No, tutti gli altri giorni sono dal parrucchiere. Siccome il lunedì i parrucchieri sono chiusi, allora io mi dedico alla ricerca della lacca. Bene, che cosa ha pensato quando è stata nominata senatrice a vita? A vita. A 92 anni io l'ho preso come un magnifico auspicio, uno stupendo augurio. Ah sì, e che ricordo ha di quel giorno quando le hanno telefonato? Quando mi hanno chiamata e mi hanno detto Rita Levi Montalcini, sei stata nominata, io ho pensato di dover uscire dalla casa del grande fratello. Non sono molte le donne che hanno ricevuto il premio Nobel. Tra loro ricordiamo Marie Curie, Gertrude Leon, Linda Beck e anche la recente François Barré-Sinoussi. Pertanto, a quale donna lei lo darebbe oggi? Senza dubbio a Moira Orfei, per il profuso nel mantenimento e nel sostegno della cofana, e con la quale mi sento tutte le mattine prima di pettinarmi, Lei non si è mai sposata. Questo perché non ha incontrato l'uomo giusto? Sai, io ho dedicato tutta la mia vita alla scienza. Poi quando a 72 anni gli hanno dato il Nobel, ero ancora una ragazzina, mi sono detto, ma sì, andiamo a cercare quel ragazzo che mi piaceva tanto. Ah sì, e l'ha trovato? Certo, certamente che l'ho trovato, sì, a Torino. La seconda tomba a destra entrando a Ora, prima di salutarla, vorrei farle i complimenti per il traguardo dei 100 anni che ha festeggiato di recente. Ma quanti auguri ha ricevuto? Tantissimi. È stata una giornata veramente molto commovente. Però ho ricevuto anche un telegramma piuttosto antipatico. E chi gliel'ha mandato? L'Inps. Attenzione, sì, che c'era scritto? E mo basta! Grazie. Brava! Approfitto di questo momento per dire che naturalmente questo sketch, questa imitazione gira dal mese di ottobre e il nostro premio Nobel Rita Levi Montalcini non aveva ancora avuto questo incidente casalingo dove si è rotta il femore, è stata operata, pare che stia benissimo e noi vogliamo augurarle veramente una pronta guarigione, penso, insieme a tutti voi. Ancora tanti e tanti anni di vita. Sempre alla faccia del L'Inps.